Totò. La cana lì. No, no, ancora la Santema. Suona la campana a Casteldario, significa che i bigoli sono pronti. I bigoli cotti in uno degli 11 paioli che sono stati allestiti per la famosa bigolata. Una festa importantissima per Casteldario, provincia di Mantova, una tradizione che arriva da un tempo molto lontano. Questa è la 171esima edizione, pensate un po'. Ma quella che oggi è una festa popolare, in origine è nata come un atto di protesta. È il 1848, cominciano le prime proteste anti-austriache, c'è il boicottaggio dei tabacchi e del gioco del lotto che portava soldi alle casse degli austriaci, e da quella distribuzione che viene chiesta di poter fare al deputato politico, una sorta di sindaco degli austriaci in paese, permesso negato per fare una distribuzione di polenta, aringa, cospetton e vino piccolo, cioè il vino passato, l'acqua passata nelle vinacce, diciamo. La graspia. La graspia, esattamente. Questa festa non autorizzata viene fatta comunque lo stesso e c'è un grande accorrere di gente considerata l'infima classe del popolo, ma non infima in senso negativo, infima nel senso che erano i più poveri, i contadini, i salariati, i braccianti. Ecco, Bigolada comincia molto più tardi, quando proprio si distribuiscono i bigoli, cioè intorno al 1920, ma il nome è Festa dei Bigoli. Non è Bigolada, è Festa dei Bigoli. Quando poi nel 29 ci sono, il periodo fascista, ci sono i patti lateranensi, il fare festa durante il periodo di Quaresima comincia a diventare un problema. E nel 35 il Podestà scrisse preventivamente al prefetto dicendogli: guardi che io vorrei fare come tutti gli anni questa bella festa che dà tanto lustro al paese. E il prefetto risponde: sì, però che sia senza clamori e senza tanti divertimenti. La festa non deve essere chiamata festa in nessun modo. Chiamatela come volete, somministrazione di cibo o al massimo bigolada. E da lì nacque il nome. Fu proprio il prefetto di Mantova a dare il nome a questa festa, che poi è continuata. Proprio come un tempo, centinaia di persone si mettono pazientemente in fila attendendo il proprio turno per poter gustare i bigoli, o qui in piedi, rigorosamente in piedi, oppure portandoli a casa. Questo per far capire che è una festa che ormai è entrata nel DNA dei casteldariesi. E io sono andato a sentirne uno perché Remo è un po' una memoria storica, non solo di Casteldario, ma anche di questa manifestazione. Cos'è la bigolata per un casteldariese? È la festa del paese per eccellenza. Ci sono tante altre feste, però la bigolata è sempre stata la festa che per noi è la numero uno, nonostante il risotto, che è il piatto più importante del nostro paese, però la bigolata rimane la festa delle feste. Cosa si prova durante l'attesa? È tanta adrenalina, è tanta voglia che arrivi per essere coinvolti, e anche se sappiamo già che tutti gli anni è più o meno la stessa cosa, insomma. Il primo paiuolo di solito era riservato al paese, alla gente del paese, e la Pro Loco si adoperava per portare i spaghetti, i primi pronti, in banca, in comune, in posta, e poi andavano alla stazione ferroviaria, aspettavano il treno che venisse da Mantova o da Legnago, e alle persone che erano sul treno salivano e gli davano gli spaghetti. Era una cosa molto simpatica.
Adesso quando vedi queste migliaia di persone che arrivano qua, no? Cosa prova un castellariese? Un castellarese prova l'effetto che può avere la bigolada, non solo per noi ma anche per tutta la gente dei paesi qua vicino. Basta pensare che alla SMEC di Bonferraro, l'attuale Bonferraro, negli anni scorsi c'era talmente tanta gente che chiedeva il permesso di stare a casa che adesso chiudono. Al pomeriggio la SMEC non lavora perché la gente vuole venire qua. Siamo a 2 chilometri, quindi coinvolgiamo anche i paesi vicini. Cosa resta di questa festa? Perché uno viene qua? Viene qua perché secondo me vede una festa che è ancora legata alle tradizioni ed è ancora come una volta, i preparativi al mattino, è per quello che la gente viene qua la mattina, perché vuole vedere come viene preparata la festa, perché è ancora uguale a tantissimi anni fa. Ricordiamo che quest'anno la Bigolada ha 171 anni e quindi anche la gente che non è di Casteldario si sente coinvolta nella preparazione e nello sviluppo di questa festa e quindi si sente partecipe. Non è solo il fatto che vengono qua, consumano gli spaghetti e vanno a casa, no, proprio gli piace essere presenti, cioè il fatto di esserci, e quindi anche per loro è un orgoglio venire, insomma, essere qua. I volontari della Proloco sono arrivati molto presto questa mattina qui nella piazza centrale di Casteldario per allestire i paioli. In ognuno di questi vengono cotti 10 kg di bigoli conditi con un ragù molto particolare, nato, preparato nei giorni scorsi nell'area feste qui vicino. E io sono andato a curiosare per capire come viene fatto questo ragù. Cosa che è nel ragù, Massimo? Allora, alici, alaci, tonno, e poi noi mescoliamo tutto, che la dose le sappiamo solo noi, Certo. è un segreto, Ah. e non possiamo dirlo. Dai, dimmelo. No, non posso dirlo, non posso assolutamente, non Non me lo posso. dice? No, non posso assolutamente perché è un segreto che noi ci tramandiamo da anni. Ho capito. Non il Niente. nome. Il tonno l'hai visto che lo mettiamo, Certo. le alici, le alaci e poi dopo tutto rimandiamo a mercoledì mattina dove in piazza cuociamo e là facciamo un'altra mescola dove ci sono altri 2 segreti. Ma è tutto un segreto qua. Certo, ormai è una cosa molto molto seria. Quanti chili di ragù? Tantissimi, 8 quintali rotti. Quanti bigoli alla fine? Ora l'anno scorso più di 12 quintali. Quindi quest'anno speriamo di battere. Che il sol? Anche il sol speriamo. No, perché qua è scherza mia, vero? Qui siamo sul serio noi. O le robe le fanno fatte bene o le fanno O niente. Viva i bigoli! Viva la bigolada! Sempre e comunque! I cuochi sono gli attori di questa sceneggiatura e dove le persone con pazienza aspettano di mangiare in fila per tante ore anche degli spaghetti che al di là del fatto di essere fatti con un prodotto molto povero diventano assolutamente tipici e unici perché mangiati in piazza, all'aperto, in piedi e quindi acquistano un sapore particolare che è unico e la gente veramente viene apposta per assaggiare questo nostro prodotto che fa parte della nostra tradizione. Tanti li portano a casa proprio, vero? Tanti li portano a casa e di solito è consuetudine che i primi, che adesso io assaggerò 10,5 come primo cittadino, vengano proprio presi con le pentole dai cittadini locali. La tradizione era che i primi bigoli sono quelli che vengono presi con le pentole e portati a casa. È un'abitudine che è rimasta nel tempo e sì, in effetti qualcuno li porta a casa per poterli mangiare comodamente seduto e poterli gustare con più tranquillità. Certo. E guarda, mi viene l'emozione, è la sagra di tutto il circondario. Quando penso che tante fabbriche sono chiuse per dare la possibilità a tutte le persone di partecipare, mi emoziono sempre. Quanti siete dietro a un evento del genere? Secondo me siamo in 80, ma però ogni tanto viene sempre qualcuno conosciuto con HCCP, con tutti i carini, e dici ma io ti do una mano, benissimo, troviamo il posto per poterlo inserire anche alla distribuzione della pasta o anche ai lavori più umili che è lo sparecchio, certo. Ma c'è sempre qualcuno e tante persone si danno da fare e sono felici di partecipare. E tutto. Posso dire cosa li paghiamo? Un vasetto di... Un sacco di soldi, immagino. Un vasetto di ragù, che è il ragù ed è
il nostro oro grigio. È un qualcosa di straordinario. Pensate, 80 persone per gestirne qualcosa come 15-20.000, quanti saranno oggi? Ma non facciamo numeri, vediamo quello che butta. Grazie Paolo, veramente Grazie complimenti per quello che avete fatto. Ma complimenti a tutti i volontari, io sono soltanto una piccola pedina, se non ci fossero loro non saremmo nessuno di noi. Grazie. Viva la Bigolada, viva la Pro Loto. Ciao a tutti, grazie. Alla prossima Ciao, cantierata. ciao.